Sono pronto a restituire tutto quello che devo, lo ha detto oggi l'ex presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, dopo che è scoppiata la polemica sul fatto che da Villa Rodella durante il trasloco si sarebbe portato via anche i termosifoni, i lavandini, perfino i sanitari. L'operazione avrebbe provocato anche alcuni danneggiamenti alle piastrelle e alle murature. Insomma, un'uscita di scena priva di stile peraltro già ampiamente danneggiato con le pesantissime accuse sui milioni di euro di tangenti patteggiate inizio anno. L'ultimo sfregio, quello di portar via tutto dalla villa sequestrata, non è stato proprio una gran pensata, visto che il 4 novembre prossimo il Tribunale di Sorveglianza dovrà decidere se concedere all'ex doge di poter continuare a scontare la pena facendo lavori socialmente utili, come assistere i profughi nei vari centri di accoglienza. Una decisione che sarebbe compromessa dalla notizia dei danneggiamenti a Villa Rodella, perché se il valore della dimora storica dovesse scendere sotto i 2 milioni e 600 mila euro decisi in sede di patteggiamento, per Galan sarebbero guai. L'ex governatore se ne è ben reso conto e oggi, per mezzo del suo avvocato, ha detto di essere pronto a restituire tutto quanto dovuto. Il passo indietro dopo un passo falso, insomma uno sfregio che si poteva risparmiare dopo quello ben più grave commesso a danno di tutti i veneti beffati dal vorticoso giro di tangenti messo in atto dallo stesso doge.